Assessore, si chiude un quinquennio della bonifica, quale sarà il ruolo della bonifica nei prossimi 5 anni in Veneto? Sicuramente rafforzare quell'azione che in questi 5 anni ha visto le istituzioni, in particolare la Regione, insieme ai bracci operativi, di cui i consorzi sono sicuramente una parte importante, nella difesa di un territorio che ha visto nel passato una certa trascuratezza, soprattutto scarsi investimenti e scarsa attenzione. Penso che il ruolo dei consorzi aumenterà con quella che è appunto una pianificazione di interventi sia di manutenzione ma anche strutturali che servono per garantire un territorio che vede proprio nella difesa del suolo e soprattutto nella gestione delle acque superficiali l'obiettivo di garantire sicurezza nell'ambito abitativo, nell'ambito produttivo, in quella che è sicuramente una parte importante anche per rendere competitive le nostre imprese che non pensino appunto al rischio ma guardino a quello che sono gli investimenti. E dall'altra parte un ruolo importante che vedono anche nella pianificazione, in quella che è l'attenzione che anche nell'ambito dei nuovi strumenti, ad esempio urbanistici, devono avere i consorzi per quanto riguarda pareri e verifiche per quanto riguarda appunto la sicurezza idraulica. Una pianificazione che ha bisogno appunto di investimenti che devono essere sicuramente non trascurati sotto l'aspetto della pianificazione. Noi guardiamo anche a risorse di fondi europei, di quella che è la possibilità di investire un territorio, ma soprattutto anche di chiedere allo Stato la possibilità di togliere questi investimenti dal patto di stabilità. Noi possiamo pensare che, come hanno fatto finora, e su questo ringrazio i consorzi, siano loro cassa, facciano loro l'impegno di spesa rispetto all'incapacità appunto del pubblico di pagare i debiti nei confronti delle imprese. Togliere dal patto di stabilità questi investimenti è fondamentale per accelerare l'opera e soprattutto per realizzare queste opere.